Una 3 giorni intensa, non solo di divertimenti ma anche di preghiere. Sì, come dicevo prima, siamo riusciti a trovare in Francia anche delle reliquie di Santa Rosa che abbiamo esposto alla venerazione. E poi ecco la cosa bella di questo momento di festa non è soltanto la riflessione su Santa Rosa come motivo di imitazione e anche di intercessione, ma soprattutto la dimensione familiare che si vive all'interno della comunità in questa festa così partecipata. È stata molto partecipata dalle famiglie, Sì, dai bambini, sì, anche sì. alle persone anziane. Sì, sia gli anziani che i bambini, soprattutto questa sera è stata dedicata particolarmente sia alla liturgia che il momento, diciamo, di condivisione ai bambini. Adorazione eucaristica. L'adorazione eucaristica la faremo questa sera in tarda serata per le famiglie che vivono particolari situazioni di difficoltà, di divisione o di separazione. Domani? Domani avremo un momento finale con la Santa Messa solenne, poi la scuola di ballo che animerà un poco subito dopo la Santa Messa e poi alla fine ci sarà l'estrazione dei premi come ogni anno. È importante la presenza di questa chiesa nella comunità agrigentina qui al villaggio? Penso di sì, nel territorio ecco, c'è questo legame forte tra coloro che vivono il territorio perché risiedono qui o perché hanno gli esercizi commerciali e la parrocchia, per questo la festa è così partecipata. Le chiedono altri momenti di aggregazione come questi di questa sera? Sì, abbiamo poi anche il triduo in onore di Padre Pio che sarà a fine settembre e poi gli altri momenti, diciamo, normali della vita liturgica dell'anno in corso. Vivo qui da sempre. Per me Santa Rosa è qualcosa che è legato indissolubilmente alla mia famiglia, sia perché appunto la mia bisnonna donò il pezzo di terra su cui poi è stata eretta la chiesa, e poi perché appunto ha un sapore di famiglia. Io sono nata, cresciuta qui, tutto il mio percorso, diciamo, è iniziato in questa chiesa e così spero che per i miei figli sarà lo stesso. La festa di Santa Rosa per me è uno dei momenti più indelebili di tutta l'estate. Mi ricordo tanti anni fa quando si faceva l'albero della cuccagna, le feste, le serate danzanti, quando si cantava, si faceva la corrida, erano momenti divertentissimi e così Don Luca sta proseguendo questa tradizione che è legata a momenti molto belli con commedie, con serate a tema e anche i bambini crescono in questo ambiente e così mio figlio oggi è qui per celebrare la festa di Santa Rosa e speriamo che sarà così per i prossimi 100 anni. Questa chiesa per me rappresenta tanto. Veniamo tutte le domeniche insieme alla mia famiglia, mio marito e i miei figli e ritroviamo il Signore, perché poi questo è quello che conta. È importante, un luogo sacro di aggregazione e Don Luca vi coinvolge. Don Luca ci coinvolge, Don Luca è una persona che parla ai semplici di cuore, quindi arriva mirata tutto quello che deve dire, la sua predica. Quindi io e mio marito e i miei figli ci troviamo qua come una famiglia, perché la parrocchia è piccolina e quindi è un modo per stare col Signore in armonia e in amore con tutte le persone. Una 3 giorni dedicata proprio alla Santa Rosa? È proprio la Santa, sì, io vengo in questa chiesa già da quando ero piccolina, quindi l'ho sempre venerata perché dico sempre che i santi sono un po' gli amici di Gesù, quindi perché no?